Miss Carnevale del Veneto, versione estiva, e la concorrente numero 14, Deborah Rigo. Lei! E allora facciamo procedere il carro numero 1, la locomotiva degli intoccabili. A proposito di dolcezza, arriva il carro numero 2 dal titolo Pasticcere in Tour. Torna quindi la compagnia Donne al Volante. Compagnia i ribelli con il carro numero 3, Smile. Particolarità di questo bellissimo carro dei tappabuchi è che ha un'altezza di 13 metri e una lunghezza di 12 metri. Pensa un po', Angela. E dietro queste bravissime ballerine c'è il carro numero 5, che è quello della compagnia Gli Intramontabili. 10 carnevalari e carristi con esperienza pluridecennale provenienti da varie compagnie che si sono riuniti dando vita a questo nuovo ambizioso progetto. I capocarri sono Damiano Pernechele e Alberto Dallaville e il titolo è Amazonia Save Amazon Forest. La compagnia Il Clan dell'Apocalisse con questo si può fare urlato e anche un po' di domande, un po' esclamativo. Simone, 50 anni condivisi con papà Bruno che ha dato vita alla pasticceria, insomma un traguardo davvero importantissimo. Sì, un bel traguardo. Il papà ha iniziato nel 49 a Badia Polesine, dopo si è trasferito qua a Casale di Scodosia e ha dato via questa attività. E siete stati anche premiati nell'82? Sì, ha realizzato ghiaccia reale, zucchero lavorato, la villa del paese. Ha partecipato a un concorso a Padova e è arrivato primo. E programmi per i prossimi 50 anni? Per i prossimi 50 anni speriamo di continuare così. Abbiamo forse la terza generazione, vediamo. 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! Buon 2023! L'atmosfera è quella, no? Anzi, ne potevamo approfittare questa sera di fare anche la serata di Capodanno, perché visto che dobbiamo recuperare un po' di feste, esatto, un paio di anni almeno. No, a mezzanotte organizziamo un po' di fuochi d'artificio, siamo a posto. E ci siamo, stappiamo e via. Ma che belli che sono, coloratissimi e che bravi, mamma mia che fisici poi ragazzi. E invidia, questa invidia. Sono un po' invidiosa. Davvero ritmi coinvolgenti e le tradizioni del Brasile. Il Brasile è gigantesco, quindi ci faranno fare un vero e proprio viaggio, come dicevamo, oltre 20 temi musicali, costumi diversi, da nord a sud del Brasile. Una sorta di ballo tribale con delle acrobazie, con questo ragazzo straordinario, bello come il sole. Sul palco Carioca Dance Ballet, che sono ovviamente live dal palco di Casale di Scodosia, il carnevale raccontato proprio in diretta qui su Radio TRV. Non cambiate canale. Vero, ciao. Ma che cosa stiamo vedendo su questo palcoscenico, ragazzi? Sputa fuoco, mangia fuoco, sputa fuoco, insomma sono loro, per quello sentite urlare, no? Perché comunque sorprende anche questa cosa straordinaria. E l'esibizione, che in questo momento non è un ballo, ma è proprio un rito di quelli che potete vedere quando andate in vacanza in qualche villaggio. E loro sono i Carioca Dance Ballet! Li trovate su tutti i social, Facebook, Instagram e YouTube. A Casale di Scodosia, qui per voi questa sera. Carioca Dance Ballet!